7-8 anni quando accadevano queste cose, venivamo dalla guerra, vivevo in uno dei centri della battaglia per la Repubblica a Catania, quindi nonostante bambino sono stato buttato dentro queste cose che si vivevano quotidianamente e mi raccontava questa cosa quando dicevo che la storia di un fallimento ovviamente non era un giudizio sulla vicenda, questa ci volevo tornare perché era una no? Quella cosa lì è vero che ha conquistato lo statuto, ma sul piano storico è fallita proprio perché era, sia pure marginale, una battaglia di popolo. Non c'erano dietro interessi costruiti, non c'erano interessi già realizzati che volessero fare questa cosa. Era il frutto della passione di alcuni eroi, questo poi sono stati, ed è venuto fuori uno statuto, poi chiudo. Sapete, noi siamo qui, io ammiro la passione dell'avvocato rispetto. Io oggi ho il rimpianto di non poter essere europeo, non ho più quello di non essere realizzato in quanto siciliano. Soffro di non poter essere europeo, potermi sentire europeo, di non poter sentire, perché me lo impediscono, non perché io non lo senta, nell'Europa, una patria, ed ho gli stessi sentimenti nei confronti dei paesi del Mediterraneo. Peraltro avevo una mamma nata in Algeria, una famiglia italiana che si era però stabilita lì molti anni prima, e quindi ho un legame con quel mondo, e se ho un rimpianto, il principale rimpianto rispetto allo Statuto siciliano, all'occasione che la Sicilia ha avuto, è quello che la Sicilia non abbia fatto l'unica cosa quasi che le è stata vietata, ma che era nella forza stessa delle cose fare, vuol dire una politica estera. La Sicilia, per la sua posizione geografica, per il modo in cui è collocata al centro del Mediterraneo, era l'unica regione italiana che fosse per forza di cose titolare di una politica estera, cioè del dovere oltre che del diritto di stabilire rapporti con i paesi che aveva di fronte. Quello statuto è inattuato, non lo so se è giusto la benzina, preferisco non pensare più a queste cose, perché il mondo oggi si pone urgenze di tipo diverso e queste sono forse cose che ai nostri fratelli del resto d'Italia non possiamo chiedere. Forse dovremmo chiedere a Valdo Stalin di rinunciarci, piuttosto che rivendicare noi queste cose. Ma mi veniva una battuta piuttosto amara, non ho voluto interrompere l'avvocato La Rosa, ma ci sono cose, fra le tante cose inattuate dello Statuto regionale, c'è una che sta tornando prepotentemente d'attualità, adesso non ricordo esattamente il numero della norma, ma c'era nello Statuto perché purtroppo è stato poi posto nel nulla, anche se astrattamente ancora in vigore, una norma che prevedeva che le rimesse degli immigranti siciliani venissero compensate in una nave preso la ripartenza. Purtroppo stiamo andando verso questa realtà, probabilmente con i nostri figli che migrano avremo forse di ritorno, potremo porre finalmente il problema di... bloccherebbero pure quello. Di questa scelta, perché tu l'hanno bloccato. Questa è la mia fortuna, l'hanno bloccato e ovviamente... No, ma questa era... Perché qui c'erano 40 Però io la cosa assurda sa qual è, da profano? Cioè sapere che c'è un diritto che è scritto e che io questo non lo vado applicato, e un siciliano in questo momento mi dice vabbè però è così, cioè a me personalmente mi fa male, e per questo da siciliano comunque andrò a portare avanti dove posso i miei diritti, perché è un mio diritto. E non riesco ad accettare proprio con la mia intelligenza, forse limitata, perché è un mio diritto scritto che fa parte della Costituzione italiana, questo non viene applicato. Non riesco a capire il motivo. Sono troppo stupido. Io faccio spesso una provocazione, che lancio anche qui, anche se mi rendo conto che forse il clima non è esattamente favorevole. Io ho detto più volte, ma ho detto anche in situazioni con un'attenzione molto più forte e molto più ampia su quello che facevamo, che probabilmente noi dovremmo rinunciare all'assoluto speciale per conquistare finalmente la normalità. Perché probabilmente anche tante di quelle cose noi non ce l'ho con lo statuto, è ovvio, ce l'ho
con l'uso che è stato fatto dallo Statuto, e non riesco a dimenticare che noi che siamo qui, i nostri genitori prima di noi, siamo quelli che hanno tenuto in vita votandoli gli assassini dello Statuto, che sono tutti governanti della regione siciliana, tranne Alessi, per il quale poi altri hanno un affetto antico, e quelli che da Roma hanno architettato poi sostanzialmente questa cosa, ci hanno dato uno statuto ricchissimo, pieno di libertà, di autonomia, eravamo quasi a battere monete, mancava un passo dalla norma, e poi immediatamente tutto questo è stato svuotato con la complicità costante di quasi tutti quelli che hanno governato la Sicilia, ma con la nostra complicità, perché noi li abbiamo votati, che fossero di maggioranza, che fossero d'opposizione, che fossero di destra, noi comunque li abbiamo tenuti in vita e abbiamo assistito passivamente quando non abbiamo collaborato. Ne abbiamo un dovere morale, quello di andare eventualmente alle elezioni cercando di votare gente che un domani possa applicare un qualcosa e faccia cambiare la percezione che vi è per lo Statuto. Oggi lo Statuto si percepisce in maniera negativa, lo Statuto serve per rubare o per apparecchiare un'altra tavola, per rubare il popolo siciliano. No, lo Statuto attuato da persone che lo conoscono, da persone competenti, questo potrebbe dare ricchezza a noi e permettere ai nostri figli futuri di poter vivere, di poter ritornare nella propria terra. Sì, infatti la colpa è nostra. Purtroppo è questa. Anche noi nel tempo abbiamo perduto lo slancio verso queste cose. Non so se ho risposto.